Ben ritrovati! In questa puntata ci addentreremo nella storia locale. In particolare andremo a scoprire un antico mestiere che purtroppo con la modernità dei tempi attuali è andato perduto. Alle mie spalle intravedete l'acqua, un indizio fondamentale di quello di cui andremo a parlare oggi. Ci troviamo infatti nelle sponde della Piave, in provincia di Treviso, dunque nel versante orientale della Pedemontana. Più precisamente scopriremo un'attività che univa il bellunese con il territorio veneziano, le foreste del Cadore con la vita della Repubblica di Venezia. In questa puntata ci faremo raccontare una storia, quella degli zattieri del fiume Piave. Per farlo siamo arrivati a Fontigo, nel comune di Sernaglia della Battaglia, al museo Media Piave, il museo di comunità del quartier del Piave. Qui si trova una mostra fotografica dedicata agli zattieri, che sono stati recentemente riconosciuti dall'UNESCO patrimonio immateriale della cultura. Allora andiamo a scoprirlo. Ci troviamo a Fontigo, nella frazione del nostro comune, dove abbiamo questo museo, CEA-MEP, Centro Educazione Ambientale Media Piave, che è il contenitore di tutto quello che è il racconto del nostro territorio, della storia, delle attività e della natura. La sala in cui ci troviamo è riservata alla Grande Guerra, il racconto di tutto quello che è stata l'attività svolta nel periodo della Prima e Seconda Guerra Mondiale, e gli oggetti qua contenuti si riferiscono a quanto ritrovato nel fiume Piave, quindi sono oggetti che l'acqua ci ha restituito. Per continuare quello che è il racconto delle attività svolte nel nostro territorio e in particolare nel fiume Piave, abbiamo pensato di costruire questo racconto dell'attività di zattiere. Era un lavoro che si svolgeva lungo il fiume Piave per il trasporto del legname dalle valli del Cadore fino a Venezia, dove era utilizzato per la costruzione della città, che senza il lavoro degli zattieri non sarebbe stata costruita. La mostra è allestita al CEA-MEP di Piazza del Popolo ed è stata ideata dal Comitato di Gestione del Centro, grazie alla collaborazione con l'associazione Zattieri del Piave del comune di Codessago e Zattieri del Brenta del comune di Valbrenta. Questo percorso che abbiamo inserito nel racconto di questa mostra illustra le attività che una infinità di persone svolgevano per arrivare a svolgere questo lavoro, dal taglio degli alberi in Cadore, dal trasporto degli stessi fino alle segherie, attraverso cidoli, attraverso stue, attraverso delle attività fatte dai menadas che smistavano il legname. Venivano poi contrassegnati i vari tronchi con dei simboli particolari di riconoscimento, lavorati, partivano poi dalla valle dell'Ansei per arrivare a Codissago, dove si costruivano le zattere, e queste zattere partivano in navigazione fermandosi nei vari porti inseriti lungo il fiume Piave. Un porto era a Falzè di Piave,
un porto era a Nervesa, un porto era a Ponte di Piave, che poi serviva all'arrivo di Venezia. Lungo questo percorso avevano altri punti di sosta dove pagavano il dazio e il ritorno degli zattieri era a piedi lungo il percorso del San Boldo o del Praderadego. Il racconto di questa esposizione è una storia di uomini che dovevano avere anche una grande abilità per la pericolosità del fiume e del lavoro che stavano facendo. Perché è nato questo lavoro? Per poter avere del legname che dal Cadore poteva essere trasportato col fine di costruire Venezia. L'autostrada non esisteva, camion, mezzi di trasporto, treni non c'erano, quindi l'unica possibilità di trasporto era la via del fiume. Quindi la fluidazione ha avuto inizio già dall'antichità, ancora dai primi romani, e è stata poi l'attività di zattiere sancita e riconosciuta dallo statuto firmato dal Doge Barberigo il 3 agosto 1492, lo stesso giorno in cui sono partite le caravelle di Cristoforo Colombo. Questa attività era svolta da Zatter e Menadas. Zatter chi conduceva la zattera, Menadas chi smistava il legname dai cidoli per avviarlo alle segherie. La costruzione della zattera coinvolgeva poi anche chi coltivava il nocciolo che veniva utilizzato per legarla e la lavorazione del legno con la foratura per poter assemblare la zattera e a seguire tutte le operazioni necessarie. Gli zattieri e i mercanti di legname hanno avuto un ruolo fondamentale nel corso dei secoli nell'economia sia del Cadore che della Serenissima. Il trasporto di legname attraverso la Piave e i suoi affluenti, un processo chiamato fluitazione, è stata un'attività di grande importanza che ha conosciuto un forte sviluppo intorno al 1420 con l'espansione della Repubblica di Venezia. Questi tronchi che vedete sono stati ritrovati recentemente da delle ristrutturazioni di abitazioni e avendo dei fori, testa e coda e anche il segno del riconoscimento del proprietario fatto appunto della segheria, ci danno la certezza che erano stati utilizzati come parte di zattera. Sono tronchi che partiti dal Cadore sono arrivati a Venezia con la zattera. Anche i poeti si sono interessati dell'attività degli zattieri. Troviamo appunto accenni alla loro storia nella poesia del Carducci, nella poesia di Zanzotto i Menadas, dove appunto l'abbiamo in dialetto e qui abbiamo esposto la traduzione e la sua opera autografa riportata su un piatto realizzato dal Cotto Veneto. Ha anche una poesia del Piave, sempre scritta da Zanzotto, con un'opera di Loris Giotto a fianco. Altri argomenti che riguardavano sempre questa attività, meno diretti come operatività, ma importanti nella loro storia, è la devozione che gli zattieri avevano per San Nicolò. San Nicolò è il protettore dei naviganti, quindi protettore anche degli zattieri, e nelle strade che loro percorrevano, nei luoghi che frequentavano, troviamo moltissime chiese, capitelli, punti dedicati a San Nicolò, dove troviamo anche degli ex voto, si parla di miracoli o di varie cose accadute.
ci sono anche degli aneddoti particolari. Abbiamo trovato una chicca, diciamo, che uno zattiere è diventato generale di Napoleone Bonaparte. Era anche amico di Ugo Foscolo. Anche questo è una cosa particolare che come ricerca ci può portare a tante curiosità. In località Passo Barca, a Falzè di Piave, altra frazione del comune di Sernaglia, si trovava il primo porto di cambio, dove gli zattieri che provenivano da Belluno consegnavano le zattere agli zattieri di Ponte di Piave, per poi rientrare a casa a piedi lungo la strada di Praderadego o San Boldo. La mostra è stata inaugurata il 21 gennaio e rimarrà visitabile fino al 28 di maggio. Normalmente è aperta il sabato pomeriggio, la domenica mattina e la domenica pomeriggio, compreso Pasqua e lunedì di Pasqua. Abbiamo pensato che è giusto avere i musei aperti nelle giornate di vacanza. Vale la pena di visitare questa mostra per avere una conoscenza di quella che era l'attività di questi uomini che lavorando hanno potuto partecipare alla costruzione di Venezia. Senza di loro Venezia non ci sarebbe stata. Il nostro territorio non è solo Grande Guerra e le colline non sono solo Prosecco, ma c'è molto altro da raccontare. Non solo questa attività, ci saranno altri racconti che andremo a fare, ma questa la riteniamo proprio una cosa importante che stava andando nel dimenticatoio, mentre coinvolgendo scuole e ragazzi possiamo riproporre quello che era la nostra storia e le nostre attività. Insomma, una vera e propria perla della nostra storia, perché ci permette di conoscere le nostre radici, compresi gli usi e i costumi dei nostri avi, aspetti che hanno fondato le basi della nostra comunità. Ci avviamo così alla conclusione di questo nostro breve viaggio. Noi, come sempre, vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. A presto!